Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Palabox di Via dello Sport di Cagliari per questa imperdibile serata dedicata proprio alla box grazie al primo torneo Boxing Club Cagliari. Sono 20 i pugili che stasera si sfideranno in 10 incontri, sono 12 le società coinvolte in questa prima edizione di un torneo che sicuramente accompagnerà anche per altre edizioni gli appassionati di questa grande manifestazione di box. Oggi proprio si inizia con gli incontri in un palazzetto completamente ristrutturato, nuovo, dedicato proprio a queste discipline che attendevano da tanto uno spazio per poterci accompagnare, ed ecco qua a Cagliari. Oggi viene inaugurato con questo importante torneo. Dicevamo che sono 10 gli incontri che si andranno a svolgere questa sera, sono le categorie Youth 56 kg, Elite 54 kg, Elite 2 60 kg, Elite 2 69 kg, poi Elite 64 kg, Elite 2 da 64 kg, Elite 2 da 69 kg, con poi anche il Elite 2 da 75 kg, tanti gli incontri e i match attesi. Ecco, il primo con l'ingresso di Francesco Pretta della Box San Michele, il primo pugile che oggi si vedrà contro Luca Ruggiu all'angolo blu, categoria Youth 56 kg. Francesco Pretta, dicevamo, dell'associazione sportiva Box San Michele, ha 18 anni, peso 52 kg, mentre Luca Ruggiu all'angolo blu dell'associazione sportiva Box Toma, con lui 16 anni, 49 kg di peso. Adesso sono soltanto gli ultimi dettagli per il caschetto, fondamentale in queste categorie, con i loro rispettivi allenatori, con i due ragazzi che oggi si sfideranno. C'è il controllo di rito da parte dell'arbitro nell'incontro del primo di questi, dicevamo, 10 match che ci accompagneranno per tutta la serata. Adesso anche le ultime indicazioni anche per Luca Ruggiu. Eccoli al centro del ring i due pugili che si apprestano a dare il via a questo match, ad avviare il primo torneo Boxing Club Cagliari. Tutti e due all'angolo, si libera il ring ed ecco qua la prima delle 3 riprese da 3 minuti ciascuno, con le prime fasi subito con l'attacco di Pretta attivo. C'è il primo segno dell'arbitro, si può ripartire. La fase ancora di studio, più attivo Pretta, segno con la difesa, poi si scopre. Ancora Pretta va a segno con il jab, poi viene messo vicino alle corde da Ruggiu, si libera, va con lo scambio gancio montante. La fase di studio ancora con Pretta messo all'angolo, si riparte dal centro ring. Ci prova ancora Pretta, chiuso bene da Ruggiu. Molto attivo il pugile della Box San Michele. Intanto qua c'è il tentativo di scambio di Ruggiu, che mette all'angolo Pretta, che si riesce comunque a divincolare.
poi va a segno con il jab. Molta mobilità da parte di Ruggiu, glielo chiede anche il suo tecnico dall'angolo, poi va proprio a segno con il sinistro. Pretta va anche al corpo e poi di nuovo col destro. Efficace adesso anche in uscita. Ruggiu viene richiamato dall'arbitro. Si riparte. Sempre Ruggiu a spingere all'angolo Pretta che prova a liberarsi. Va al corpo, esce con il gancio. Finisce la prima ripresa. Questo primo match, molta mobilità da parte di Pretta. La prima parte tiene comunque Ruggiu. Siamo proprio all'angolo del pugile dell'associazione sportiva Box Toma. 16 anni per Luca Ruggiu, con il suo allenatore che gli impartisce tutte le direttive per affrontare questa seconda ripresa. Ha subito qualche attacco da parte di Pretta, qua con il suo allenatore. Si riparte per il secondo round di questo primo match. Ancora la mobilità di Pretta con Ruggiu che prova a spingerlo sulle corde. Scambio tra i due. Va con il jab. Poi ancora attivo Pretta, richiamato per una spinta. Si può riprendere. Tiene la guardia alta Ruggiu. Molta mobilità per Pretta, girare intorno all'avversario. A segno con il destro Ruggiu, poi fermato. Si può ripartire di nuovo da centro ring, entra il destro di Pretta. Prova a scrollarsi Ruggiu. Chiede mobilità all'angolo di Pretta, che adesso subisce anche il destro di Ruggiu. Prova ad attaccare ancora Pretta. In uscita Ruggiu non va a bersaglio. Ancora Ruggiu richiamato per essersi girato. Pretta molto mobile, molto attivo in questa fase. Intanto Ruggiu prova a entrare con il destro. Adesso prova con lo scambio, Ruggiu viene fermato. Entra Ruggiu con il destro. Ancora fermati i due dall'arbitro. Li fa ripartire con Pretta subito all'attacco. Chiude bene la guardia Ruggiu.
Si chiude anche il secondo round con Pretta che è riuscito a controllare meglio questa ripresa. Anche tentativo da parte del sedicenne dell'associazione sportiva Box Toma, Luca Ruggio, cercare di portare a casa i punti per questo secondo round, con ancora i due tecnici cercare di parlare con i loro pugili. Vengono richiamati adesso al centro del ring per il terzo round, quello conclusivo. Pretta in maglia rossa della Box San Michele, all'angolo blu Luca Ruggio dell'associazione sportiva Box Toma. Ci prova in questa terza ripresa a essere più attivo Ruggio. Qua si scopre la guardia, la tiene, poi chiamano dall'angolo rosso il montante. Per Ruggio sempre all'angolo. Pretta è bravo a liberarsi con la sua mobilità nelle gambe. Adesso torna accanto all'angolino. Pretta sempre con la mobilità nelle gambe di Pretta, che prova a girare intorno all'avversario. Tiene sempre il centro del ring Ruggio, a mettere vicino alle corde il suo avversario. Per l'arbitro la spinta con il sinistro di Ruggio. Entra Pretta due volte, Ruggio richiamato dal suo angolo a recuperare forse qualche punto, il tutto per tutto in questo finale di terzo round per i due. Entra con il destro Pretta. Gli ultimi secondi di questo primo incontro. Prova ancora gli ultimi scambi, tiene l'avversario Ruggio. Entra adesso Ruggio due volte, poi prova anche con il destro. C'è gli ultimi assalti di Ruggio, con Pretta che prova a divincolarsi, e finisce qua il primo incontro con Francesco Pretta all'angolo rosso. Forse qualcosa in più per lui rispetto al suo avversario Luca Ruggio, ma saranno i giudici a decidere il vincitore di questo primo incontro categoria Youth 56 kg. Francesco Pretta della Box San Michele contro Luca Ruggio dell'associazione sportiva Box Toma. Sicuramente qualcosa in più per Francesco Pretta. Si attende il verdetto dei giudici. Andranno al centro del ring i due. Viene richiamato proprio Pretta.
e poi Ruggiu. E Preta si aggiudica il suo incontro, verdetto unanime per lui da parte di tutti i giudici. E quindi è Francesco Preta della box San Michele il primo vincitore di questo primo incontro del torneo Boxing Club Cagliari. Allora noi ci prendiamo una pausa per attendere il secondo incontro e sarà già un grande incontro. Eccoci tornati dal Palabox di Via dello Sport di Cagliari, il primo torneo Boxing Club Cagliari qua con il secondo incontro della serata. Sono 10 gli incontri, poco fa avete assistito alla vittoria di Francesco Preta della box San Michele per la categoria Youth 56 kg contro Luca Ruggio della box Tom. Adesso c'è già un attesissimo incontro perché nell'angolo rosso c'è Marco Russo dell'associazione sportiva Santa Vittoria Box San Roque, è uno dei due ragazzi selezionati per i campionati italiani under 26 e l'altro è Jonathan Rubino che sarà sul ring più tardi. Marco Russo se la vedrà con Lorenzo Fais all'angolo blu per l'associazione sportiva Sulcis Box Team, due pugili esperti, ed ecco qua con la categoria elite da 54 kg sono subito sul ring i due che hanno comunque uno score importante, entrambi tanti match alle spalle, 23 del record, 23 match per Marco Russo, 26 dalla parte di Lorenzo Fais, con Russo in angolo rosso con tutto il maglia e pantaloni rossi con la maglia e pantaloni blu. Lorenzo Fais subito è il destro in uscita di Fais dopo aver subito il primo attacco di Russo. Prova Russo lo scambio, tiene la guardia Fais che poi prova ad attaccare, si libera Russo, entra con il destro Fais, prova in uscita Fais dopo l'attacco di Russo. Prova a lavorare al corpo Fais.
col sinistro Russo, che poi deve subire il controattacco di Fais. A vuoto il tentativo di Fais. Richiamati dall'arbitro. Ma Russo con il montante, poi viene colpito in uscita ancora da Fais, che va ancora con il destro, prova lo scambio ancora all'angolo. Russo con Fais che ha provato il suo scambio al corpo. Ultimi scambi di questo primo round, entra col sinistro. Finisce il primo round. Molto attivo Fais in questo primo round, con Russo che è entrato un paio di volte, ma il pugile dell'associazione sportiva Sulcis Box Team, che ha dato qualcosa in più in questo primo round, dicevamo, di Marco Russo, che viene selezionato per i campionati italiani under 26, lui che non è la prima volta che andrà a disputare i campionati italiani, già un'altra volta era andato a disputare i campionati. Aveva perso contro Michele Baldassi dopo aver vinto il primo incontro contro Domenico Maffei nella prima parte del 2021. Intanto si riparte con la seconda ripresa. Ancora al centro del ring Lorenzo Fais, con Russo che prova a entrare con il destro 2 volte, a cercare di bucare la guardia di Fais. Va al corpo Fais. Già nel primo round il suo allenatore gli ha chiesto di lavorare al corpo dell'avversario Fais, con Russo sempre a girare intorno al suo avversario. Molto mobile sulle gambe Russo, che prova con il gancio sinistro. Intervento degli arbitri, questa è la fase di studio di questo secondo round tra i due. Al momento nessuno in questo secondo round ha preso l'iniziativa, solo poche scintille nei secondi iniziali. Poi il controllo con adesso Fais che prova a entrare col sinistro. Prova con il destro Fais a rispondere al primo tentativo di Russo, che cerca di bucare la guardia in qualche modo del suo avversario, che però adesso entra con il sinistro Fais. Molto mobile Russo, però controllato bene dal suo avversario.
Siamo nella fase finale di questo secondo round con Fais che prova ad attaccare, riesce soprattutto sul finale con qualche scambio a controllare meglio la guardia di Russo e i suoi attacchi. Per Lorenzo Fais, anche lui ha disputato i campionati italiani a Cascia nel 2021, che per lui già nazionale italiano. L'altro incontro per lui, Lorenzo Fais, dicevamo per il suo score con 26 match, 12 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Dall'altra parte Marco Russo, suoi 23 match di record, e di questi 14 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. I due si erano già incontrati il 26 giugno scorso. In quell'occasione la vittoria andò proprio a Marco Russo, con Fais che oggi vuole rifarsi da quella sconfitta con un buon secondo round per il pugile della Sulcis Box Team. Adesso prova Russo in quest'ultima ripresa. Entra con il sinistro Fais, poi ancora lavorare al corpo e poi con il montante destro che poi va a segno anche Russo. Ancora al corpo prova a lavorare il pugile della Sulcis Box Team. Russo risponde. Entra con un montante pulito e poi un gancio per Russo. Colpo andato a segno in pieno per il pugile della Santa Vittoria Box di San Roque. Tratto a segno con un bello scambio. Qua richiamato con la testa troppo bassa. Prova ancora Russo a controllare. Prova Fais con uno scambio che controlla bene comunque Russo. Dall'angolo chiedono a Fais di lavorare al corpo, ma adesso c'è un gancio di Russo. Adesso prova un pugno al corpo. Fais fermato dall'arbitro. Prova a lavorare col jab Russo. Ultimi secondi dell'incontro. L'arbitro che ferma i due pugili. Si chiude qua anche il secondo incontro. Era uno dei più attesi tra Marco Russo e Lorenzo Fais. Adesso tutto in mano ai giudici per la decisione di questo secondo incontro tra due ottimi pugili che hanno uno score importante sia a livello regionale che italiano, dove ancora una volta Marco Russo tornerà a difendere i suoi colori della Santa Vittoria Box San Roque, nei campionati italiani under 26. Ottima la terza
ripresa di Russo, un po' meglio Lorenzo Fais nella seconda, ma adesso saranno i giudici a decretare il vincitore di questo secondo incontro. Si mettono al centro del ring. E Lorenzo Fais che si porta a casa la vittoria. Non è bastata una terza ripresa per Marco Russo. Non c'è stato il verdetto unanime, quindi sicuramente un match molto combattuto, e quindi a vincere l'incontro è Lorenzo Fais, che si rifà dopo la sconfitta maturata lo scorso 26 giugno proprio contro Russo. Noi ci fermiamo qualche istante ancora in attesa del terzo match. Siamo tornati in diretta dalla Palabox di Via dello Sport a Cagliari, primo torneo Boxing Club Cagliari, con i due pugili che si stanno apprestando ad aprire il terzo incontro di questo torneo che si disputa in questa serata dedicata alla box sui nostri canali Diretta Sport, con l'incontro numero 3. Da una parte all'angolo rosso Nicola Marras del Boxing Club Cagliari, società di casa, dall'altra all'angolo blu Davide Allegrini dell'associazione sportiva Box San Michele. Nicola Marras, 29 anni, 64 kg, la categoria Elite 2. Dall'altra parte Davide Allegrini, esperto pugile, 39 anni per lui, una categoria Elite 2. Entra subito Nicola Marras con il sinistro, un jab dritto sinistro al volto. Prova lo scambio, ancora in uscita Marras, ancora col sinistro. Molto mobile Allegrini. Entra ancora con il dritto sinistro, prova anche il gancio ma non va a segno, sempre Marras. Allegrini al corpo. Tiene prova ad affondare al corpo Allegrini, non va a segno, poi entra con il destro, prova lo scambio Allegrini, in uscita Nicola Marras.
Poi ancora a centro ring Allegrini. Prova a studiare il suo avversario Allegrini dopo un inizio un po' difficile. Poi lo scambio di Allegrini. Ultimi secondi del primo round con Allegrini che ci prova di nuovo e poi finisce qua. Un primo round forse leggermente in vantaggio Marras, anche se Allegrini nella seconda parte del round è riuscito a impensierire il suo avversario. Noi siamo all'angolo blu, quello di Davide Allegrini, diciamo 39 anni, con un record di 8 match, 6 vittorie, 2 sconfitte, nessun pareggio per il pugile dell'associazione Box San Michele. L'ultimo match disputato il 31 luglio scorso con la sconfitta contro Daniele Cornacchia. Mentre dall'altra parte il pugile di casa Nicola Marras del Boxing Club Cagliari, record di 3 match, una vittoria, un pareggio e una sconfitta per lui. Nei match precedenti del suo record di incontri, adesso tornano sul centro del ring i due pugili. Entra Allegrini. Chiedono di lavorare al corpo dall'angolo rosso, si sposta con le gambe Marras, che entra con a segno con un gancio destro. Marras che lavora ancora al volto, il jab. Riprova il gancio che poco fa è andato a segno Marras, con Allegrini che prova a spingerlo nell'angolo, lo tiene lì, lega Marras per interrompere l'azione dell'avversario. Fair play sempre presente tra i due pugili. A vuoto il montante di Marras, poi prova lo scambio Allegrini che prende anche il montante di Marras. Allora Allegrini prova con il destro. Fase di studio con Marras che con il jab tiene a distanza il suo avversario, che entra con il sinistro, lo tiene alle corde Allegrini. Chiesto il tempo l'arbitro per far controllare Allegrini. Qualche problema al caschetto. In una ripresa che Marras è riuscito a condurre con un paio di interventi al volto. Adesso ancora con il gancio Marras con il sinistro, il suo braccio forte, poi va con
il jab di nuovo, ancora col sinistro Marras, molto mobile Allegrini con uno scambio proprio sulla campanella del secondo round, che Marras probabilmente è riuscito a portarsi a casa con un paio di scambi al volto. Proprio Nicola Marras, che dicevamo con una vittoria, un pareggio e una sconfitta nei 3 match del suo record, con l'ultimo il 5 giugno scorso contro Andrea De Murtas, la sua vittoria, l'ultima del 2021, prima dell'incontro di oggi per il pugile del Boxing Club Cagliari, che prendono fiato con i loro tecnici a dare le ultime indicazioni per il terzo round del terzo incontro di questo primo torneo Boxing Club Cagliari. Eccola l'ultima ripresa di questo incontro, altri 3 minuti per i due pugili del Boxing Club Cagliari e del Box San Michele. Marras entra, poi c'è lo scambio di Allegrini. Va al corpo Allegrini, mette nell'angolo Marras, fermati dall'arbitro. Si torna al centro del ring. Tiene la difesa Marras, che entra con l'1-2 sugli attacchi proprio di Allegrini. Ha sfruttato il momento buono con il suo avversario con la guardia bassa, Marras, per il suo 1-2. Prova a lavorare al corpo Allegrini, poi entra Marras, prova il dritto Marras, chiuso da Allegrini. Prova lo scambio Allegrini a mettere all'angolo proprio Marras. Chiesto il tempo l'arbitro, ancora il caschetto a dare problemi a Davide Allegrini. Fasi finali del match tra i due. Entra Marras, che poi però viene messo alle corde da Allegrini. Dall'angolo chiedono a Marras di togliersi da lì, con Allegrini che prova a stringere sulle corde il suo avversario dopo aver subito l'attacco di Marras. La replica di Allegrini, prova a entrare, poi prende in uscita il sinistro di Marras. Molto attivo Allegrini in questa fase di match, sta cercando il tutto e per tutto il pugile della Box San Michele. E si finisce qua con l'abbraccio dei due pugili questo terzo incontro del torneo Boxing Club Cagliari. Saranno ancora i giudici chiamati a decidere
la vittoria tra Nicola Marras, Boxing Club Cagliari, e Davide Allegrini, Boxing San Michele, con il 29enne del Boxing Club Cagliari all'angolo dei suoi. Verranno chiamati adesso al centro del ring. L'arbitro sta raccogliendo il verdetto dei giudici. Verrà consegnato fra pochi istanti. Eccolo qui. Si andrà al centro del quadrato per decidere la vittoria. Ed è il verdetto di parità tra i due pugili che si abbracciano, con Davide Allegrini all'angolo del suo avversario che gli porge il riconoscimento. Eccoli, grande fair play tra i due, un incontro in perfetta parità per i giudici. Allora ci prendiamo una piccola pausa in attesa del prossimo match tra Matteo Virdis e Michele Chessa. Eccoli sul ring Matteo Virdis, Boxing Club Cagliari, contro Michele Chessa dell'associazione Boxing Team Erittu. Matteo Virdis, 19 anni per lui. Dall'altra parte Michele Chessa, 25, con i pantaloncini, la bandiera italiana per Michele Chessa. Ultimi controlli dell'arbitro. Inizia la prima ripresa di questo quarto incontro tra Matteo Virdis, angolo rosso, e Michele Chessa, angolo blu. Molta mobilità per Michele Chessa, che però non va a segno.
Prova adesso con il destro. Al centro del ring sempre Michele Chiesa, provare a tenere l'iniziativa su Matteo Virdis. Tiene le distanze Virdis. Prova al corpo in un paio di scambi Virdis, che entra anche col sinistro. Ancora al corpo Virdis. Prova lo scambio in uscita. Ancora prova ad affondare con il destro. Sta all'angolo lo scambio. Chiesa. Sta concedendo un po' l'iniziativa all'avversario Chiesa. Lo richiamano dal proprio angolo. A rendersi più attivo, ci prova adesso. Prova ancora al corpo Virdis. Messo all'angolo adesso da Chiesa, Virdis che riesce a uscirne. Ancora con il destro al corpo. E poi a chiudere con Chiesa, che entra con il destro in questa prima ripresa che finisce qui tra Michele Chiesa. 4 match per lui nel record, 3 vittorie e una sconfitta. L'ultima l'8 maggio contro Daniel José Loiacono. In precedenza ad aprile un'altra vittoria contro Daniele Masala. E ancora in precedenza una sconfitta, l'ultima del 29 febbraio 2020 contro Yassin Simone Ma, che sarà protagonista più avanti anche in questa sera. Intanto si riparte per la seconda ripresa con i due pugili al centro del quadrato, con Chiesa che prova a prendere l'iniziativa anche se Virdis risponde. Prova sempre al corpo. Ancora Chiesa, mette all'angolo il suo avversario, riesce a uscirne in difficoltà Virdis in questo scambio. Ancora Virdis al corpo. Sempre Chiesa a provare a tenere il centro del ring. Entra con il sinistro Virdis. Va a segno con il gancio sinistro.
Ancora Virdis al corpo. Prova a rispondere Chiesa. Virdis prova a girare attorno all'avversario. Ancora il sinistro di Virdis. Ancora Virdis, sempre al corpo, non va a segno Chiesa. Sempre la mobilità di Virdis. Adesso prova Chiesa, ma risponde ancora Virdis. Entra ancora con il sinistro 2 volte Virdis. E anche in chiusura di round. E Virdis dovrebbe portarsi a casa con l'azione più efficace in questo secondo round per lui. Matteo Virdis, record di 3 match con le 3 vittorie, tutto contro Filippo Nioi quest'anno per il pugile del Boxing Club Cagliari, questo quarto incontro del primo torneo Boxing Club Cagliari, categoria Elite 69 kg, tra i 2 pugili del Boxing Club Cagliari e del Boxing Team Eritu. Eccola l'ultima ripresa, manca solo il suono della campanella, eccolo qua, per l'inizio della terza e ultima ripresa tra i 2 pugili. Ancora Virdis al corpo, vuole tenere in controllo l'avversario, che sa che però prova a rispondere. Adesso con Virdis messo un attimo all'angolo, poi entra ancora col sinistro Virdis. Ancora Virdis. Sempre la mobilità di Virdis, cercare di impensierire Chiesa. Chiamato adesso il pugile del Boxing Team Eritu, che riparte con il destro di Chiesa e poi il sinistro a segno ancora di Virdis. Sempre Virdis mettere a segno i colpi più efficaci. Chiesa prova a tenerlo vicino alle corde. Ancora Virdis a tenere il suo avversario, che adesso con il sinistro, ultimi 30 secondi dell'incontro, con Chiesa che ora va a segno al corpo, poi con il sinistro in uscita prova ad andare al volto Chiesa.
sempre mobile sulle gambe Virdis, qua tiene l'avversario, c'è il richiamo dell'arbitro proprio su Virdis, con il suono della campanella a decretare la fine di questo incontro, che probabilmente Virdis potrebbe portarsi a casa. Vedremo i giudici che cosa diranno, più efficaci i suoi colpi. L'arbitro recupera gli ultimi giudizi con il verdetto al centro del ring, dove andranno adesso Michele Chessa e Matteo Virdis. E Virdis si porta a casa il suo match con il verdetto dei giudici che gli danno la vittoria. Matteo Virdis, Boxing Club Cagliari, contro Michele Chessa, Boxing Team Erittu. Si chiude il quarto incontro di questo primo torneo Boxing Club Cagliari per la nostra serata in diretta. Allora ci fermiamo per qualche istante prima del quinto match. Siamo tornati al Palabox di Via dello Sport a Cagliari con un altro big match, un incontro tra Jonathan Rubino in tenuta rossa all'angolo rosso, dall'altra parte Kevin Lowers con completo blu, Rubino dell'associazione sportiva King George Box contro Kevin Lowers della Boxing Team Erittu. Proprio Jonathan Rubino, anche lui selezionato per i campionati italiani under 26. Si muove sul ring Rubino ad uscire dagli attacchi di Lowers, tiene il centro del ring. Adesso Rubino che entra, prende il sinistro di Lowers.
Piccolo richiamo per Lauwers da parte dell'arbitro, con Rubino che prova ad andare verso il bersaglio del corpo. Entra con il sinistro Lauwers, poi al corpo, ancora Lauwers. Tiene sempre il centro Lauwers. Ancora i due a cercare di trovare il bersaglio. Con sempre al centro del ring. Nessuno dei due prende l'iniziativa. Ora prova Lauwers. Rubino riesce a evitare i colpi dell'avversario, che adesso entra con il sinistro. Finisce la prima ripresa con Lauwers un po' più attivo del suo avversario, soprattutto sul finire del round, con Jonathan Rubino, diciamo 26 anni, 52 incontri, match record con 26 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte. L'ultimo match di questi datato 31 luglio 2021, la sconfitta con Samuele Kanu, mentre Kevin Lauwers 13 match segnati con record 7 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte. L'ultimo match ai campionati italiani assoluti, la sconfitta contro Al Uracid lo scorso 7 luglio 2021. Eccoli di nuovo al centro del quadrato per la seconda ripresa. Sempre la mobilità di Rubino, con Lauwers tenere il centro del ring, poi prova ad attaccare lui, senza successo. Prova al corpo Lauwers. Rubino riesce a evitare i colpi dell'avversario. La guardia bassa Rubino, che cerca di evitare l'attacco di Lauwers. Prova con il destro Rubino. Prova Lauwers ad affondare con il destro. Rubino esce dall'angolo. Va ancora Lauwers a rispondere al primo attacco di Rubino, che prende dietro il suo avversario. Si riparte.
Nessuno dei due vuole scoprirsi troppo. Altro richiamo dell'arbitro, va al corpo Rubino. Prova a controllare col jab Rubino, poi non va a segno e poi con il sinistro prova lo scambio. Ultimi scorci con Lauwers che entra, prova a mettere all'angolo Rubino che esce con un paio di interventi probabilmente andati a segno di Lauwers. Rubino esce dalla situazione di pericolo per lui in una ripresa, una seconda ripresa che termina in questo istante. I due di nuovo all'angolo blu adesso di Kevin Lauwers, l'ultima vittoria del suo record di 13 incontri è il 19 giugno scorso, è l'ultima vittoria del 19 giugno scorso contro Antonio Viglietti, mentre per Rubino, che andrà ai campionati italiani Under 26, anche per lui una esperienza che aveva già fatto sempre nel 2021 a gennaio nei campionati italiani assoluti, la vittoria contro Alessandro Gatti, poi la sconfitta contro Francesco Iozia. Per Jonathan Rubino, che porterà i suoi colori, la sezione sportiva King George Box ancora ai campionati. Intanto Lauwers che vuol tenere l'iniziativa in questo terzo e conclusivo round. Si muove Rubino, sempre al colpo Lauwers. Va col sinistro Lauwers. Prova Rubino, non trova il bersaglio. Ancora fase in cui i due pugili non trovano il bersaglio. Adesso prova Rubino ad alzare l'iniziativa. Lauwers sempre molto presente nel match. Richiamo dell'arbitro per far ripartire i due pugili, con Rubino che tenta il sinistro. Ancora Rubino a muoversi nel ring, poi entra con il tentativo al corpo Lauwers, risponde Rubino con il sinistro. Ancora prova il sinistro Rubino. Siamo verso la fine del terzo round, con il tentativo di Lauwers a chiudere il match, con i complimenti dell'angolo a Jonathan Rubino, l'angolo rosso, con Kevin Lauwers, in un incontro
molto combattuto tra i due. Verdetto difficile per i giudici, che adesso consegneranno il verdetto all'arbitro. Questo quinto incontro della serata, della grande serata di box su Directa Sport, per questa prima edizione del torneo Boxing Club Cagliari. Eccoli i due pugili al centro del ring. E Lauers che va a prendersi la vittoria, con Rubino che consegna adesso la medaglia al suo avversario. Vince quindi Kevin Lauers del Boxing Team Erittu, questo quinto incontro della serata. E allora noi ci fermiamo qualche istante in attesa dell'altro incontro tra Andrea De Murtas e Giovanni Sanna. È quasi tutto pronto per il sesto incontro della prima edizione del torneo Boxing Club Cagliari. Si stanno preparando Andrea De Murtas dell'associazione sportiva Box Ierzu contro Giovanni Sanna del Box San Nicola Ozieri. La categoria Elite 2 64 kg per i due giovani pugili. Andrea De Murtas all'angolo rosso, Giovanni Sanna all'angolo blu. Eccoli al centro del ring per scambiarsi il saluto e poi manca solo l'inizio di questo incontro. Eccolo il sesto della serata di questo torneo che rilancia la grande box a Cagliari, la grande box su Directa Sport, l'organizzazione del Boxing Club Cagliari. Per questo primo torneo ha visto finora altri 5 dei 10 incontri previsti per la serata. Intanto prova il controllo De Murtas, tenere il suo avversario a distanza con il jab. Tiene la guardia alta ancora
De Murtas per bloccare l'attacco di San. Prova con il destro De Murtas. Ancora De Murtas a prendersi l'iniziativa. Match che ancora non decolla. I due si studiano ancora. Prova adesso lo scambio ad alzare il ritmo Giovanni San. Prova a rispondere De Murtas con il destro. Ancora le fasi di studio tra i due pugili che stanno cercando di trovare qualche buco nella difesa dell'avversario. Che poca mobilità tra i due in questa prima ripresa, con pochi secondi ormai alla conclusione. Finisce qua la prima ripresa, una ripresa crediamo in parità per nessuno dei due pugili che ha preso particolarmente l'iniziativa. Il bersaglio grosso con Andrea De Murtas qua all'angolo rosso per il 25enne pugile della box Ierzu. Match record di 3 gare con 2 sconfitte e un pareggio per lui, nessuna vittoria di queste 3 gare. L'ultimo match per De Murtas lo scorso 5 giugno e la sconfitta contro Nicola Marras. Dall'altra parte Giovanni San, 22 anni, della box San Nicola Uzieri. Pronti per la seconda ripresa. Prova l'iniziativa San. Prova con lo scambio controllato comunque da De Murtas. Prova a entrare De Murtas, però adesso deve subire l'attacco di San, che prova l'iniziativa. Prova col jab De Murtas a scardinare la guardia dell'avversario. Ancora De Murtas. Ancora De Murtas a difendere dal tentativo di San. Entra con il destro De Murtas. Ancora De Murtas prova con la guardia,
con Sanna con il suo sinistro. Prova a lavorare col sinistro, un po' meno col destro. De Murtas poi si va a segno. Sanna con l'arbitro che conta De Murtas sull'attacco di Giovanni Sanna, che ha fatto vacillare, è entrato il sinistro di Sanna a colpire l'avversario. Il conteggio dell'arbitro. Prova a scrollarsi De Murtas. Ultimi secondi, una ripresa che Sanna sta comandando sul finale dopo una prima parte equilibrata, e quindi si chiude anche la seconda ripresa in attesa della terza e ultima. L'allenatore di Andrea De Murtas a dare le ultime indicazioni dopo un finale di secondo round un po' in difficoltà per il pugile della box Ierzu, che dopo l'ultimo match perso contro Nicola Marras, nelle ultime due incontri ancora con Nicola Marras il pareggio e poi la sconfitta con Dino Piana. Prima di questo match contro Giovanni Sanna all'angolo blu, che riparte subito a tutta, ancora entra con il sinistro, prova a rispondere De Murtas, ancora Sanna che va a segno, ancora Sanna, va ancora col sinistro Sanna, comandare l'iniziativa, lo scambio di Sanna che tiene lì alle corde l'avversario, che si scrolla con il sinistro De Murtas. Sempre a lavorare con il sinistro Sanna contro l'avversario. Che prova ad anticiparlo con il sinistro, il jab di Sanna, che va ancora a cercare di affondare col sinistro. Lavora adesso al corpo Sanna, con De Murtas un po' più in difficoltà, entra ancora con il destro, poi con il montante va ancora a comandare Sanna, con l'arbitro che conta ancora la seconda volta Andrea De Murtas. Un po' troppo passivo in questa ripresa De Murtas, con l'iniziativa lasciata a Sanna. Secondo conteggio dell'incontro su De Murtas. Va ancora a Sanna con il sinistro, prova a rispondere ancora con il sinistro destro di Sanna, che porta avanti l'iniziativa. De Murtas ancora un conteggio. Per De Murtas, più in difficoltà. Entra però adesso col destro De Murtas. L'arbitro li separa, si può ripartire. Sinistro di De Murtas. Prova a lavorare ancora al corpo Sanna, che tiene lì alle corde De Murtas, lo tiene lì. Un po' più sulle gambe De Murtas. Ultimi secondi dell'incontro, va a segno comunque De Murtas prima di subire ancora Sanna. Ultimi secondi.
E finisce adesso l'incontro con Giovanni Sanna, che probabilmente si porterà a casa questo incontro. Un incontro che nella seconda e soprattutto nella terza ripresa ha comandato il 22enne della box San Nicola di Ozieri. Dall'altra parte Andrea De Murtas all'angolo rosso. Si va comunque al verdetto degli arbitri, dei giudici, che adesso decideranno il vincitore di questo sesto incontro del torneo organizzato dal Boxing Club Cagliari. Manca ormai pochissimo per decidere il vincitore di questo incontro. Vanno al centro del ring, eccolo Giovanni Sanna, seguito da Andrea De Murtas. Vince angolo blu. Ed eccolo Giovanni Sanna, dopo un match comandato dal secondo e il terzo round soprattutto. Si porta a casa la vittoria dell'incontro. I due si mettono il riconoscimento per questo incontro, si salutano e noi ci fermiamo ancora per qualche istante prima di vedere sul ring Filippo Nioi e Giuseppe Sionis per la classe Elite 2, 69 kg. Eccoci tornati in diretta ancora per il primo torneo Boxing Club Cagliari Grande Box, oggi in diretta su Directa Sport per questo torneo organizzato dal Boxing Club Cagliari. Si stanno ormai accingendo a sfidarsi Filippo Nioi dell'associazione sportiva Box Toma e Giuseppe Sionis del box San Nicola di Ozieri, il settimo incontro della serata, la categoria Elite 2, 69 kg. Filippo Nioi all'angolo rosso, al blu Giuseppe Sionis, 27 anni. Dall'altra parte giovanissimo Nioi. È tutto pronto per questo settimo incontro della serata. La prima ripresa si apre sul suono della campanella per il match tra i due pugili. Prova a tenere all'angolo con lo scambio a Nioi, che va anche al corpo, si libera con il destro Sionis.
Subito lo scambio di Nioi. Va ancora con il destro Nioi. Si libera Sionis. Efficace finora l'attacco di Nioi. 2 volte a segno. Ora Sionis con il sinistro. Poi si mette nell'angolo con Nioi che prova ad andare a segno sul volto. Sempre alle corde, lo tiene lì Nioi. Va ancora col sinistro. E poi con il destro ancora il sinistro, il destro ancora di Nioi. Con Sionis che riesce però a liberarsi. Ora col destro ci prova Sionis. Ancora al corpo Nioi che però prende adesso, incassa il colpo di Sionis. Poi ancora sinistro-destro, lo tiene all'angolo ancora Nioi. Poi Sionis si libera molto bene. Ancora con il sinistro e poi con il destro di Sionis che risponde. Ultimi secondi per il round. Prova a tenerlo all'angolo Nioi con Sionis che esce agevolmente in una ripresa molto combattuta. Inizialmente comandata da Nioi con Sionis che però ha messo a segno anche lui i suoi colpi in un incontro cui Filippo Nioi arriva dopo un record match di 4 incontri, tutte sconfitte per il 19enne della box Toma. L'ultimo match per lui il 31 luglio scorso contro Matteo Virdis e la sconfitta. Tutto pronto per la seconda ripresa che inizia adesso con i 2 pugili al centro del ring di nuovo. Subito buona intensità tra i due nella prima ripresa. In uscita riesce a trovare il colpo Sionis. Va con il destro Sionis al volto sul tentativo di Nioi al corpo. Ancora con il sinistro Nioi. Ancora il destro, poi il sinistro per Nioi che subisce anche il colpo da Sionis in uscita dal pressing di Nioi che lo teneva all'angolo. Va al corpo il tentativo di Nioi, risponde Nioi ancora. Lo scambio tentato dal pugile della box Toma.
Va col sinistro Nioi. Ancora a segno Nioi. Ancora con il destro. Ancora con il destro, poi con il sinistro Nioi. A segno 2 volte. L'arbitro però lo richiama. Sempre l'iniziativa per Nioi. Entra con Sionis a segno. Ancora con il destro Nioi, poi con il sinistro Sionis. Ultimi secondi della ripresa con Sionis all'angolo tenuto da Nioi. Riesce a spostarsi e finisce qua. Una seconda ripresa combattuta. Grande iniziativa di Nioi. Anche se Sionis è andato a segno un paio di volte. Questa seconda ripresa si chiude per questo settimo incontro della serata di questo torneo organizzato dal Boxing Club Cagliari. Due pugili nei loro rispettivi angoli, i loro allenatori in attesa di questo terzo e ultimo round, una ripresa probabilmente decisiva per questo incontro, con Filippo Nioi, casacca rossa, Giuseppe Sionis in blu. Dopo 2 riprese di grande intensità già dai primi scambi dei due pugili, questa terza ripresa con entrambi che vanno a segno. Adesso è Nioi che prova a tenere l'iniziativa con Sionis che si muove, poi va all'angolo, lo tiene. Tiene la guardia alta Nioi. Va con il sinistro ancora il pugile del box Toma. Adesso prova a tenerlo col jab Sionis. Prova l'attacco con il destro-sinistro Nioi. Poi Sionis prova a rispondere. Non molto efficace il suo sinistro. Prova al corpo Nioi che poi entra col sinistro. Prova a rispondere Sionis. Prende il destro-sinistro di Nioi. Ancora il sinistro di Nioi. Prova a muoversi. Entra Sionis con il destro-sinistro, poi si libera Nioi con il destro Nioi.
prova a tenere a distanza l'avversario con Sionis che prova in questi ultimi secondi del match, però entra ancora con il destro Nioi, prova ad andare al corpo, a tenere l'iniziativa, ancora il sinistro di Nioi che tiene lì all'angolo il suo avversario, proprio sul suono della campana per la fine di questo incontro con Filippo Nioi. Probabilmente è andato a segno più volte rispetto al suo avversario. Si congratulano i loro allenatori nei loro rispettivi angoli. Si attende solo il verdetto dei giudici per questo incontro. Che ci avvicina al rush finale di questo primo torneo Boxing Club Cagliari, con il buon incontro di Filippo Nioi. Eccolo il verdetto dei giudici, solo l'annuncio dell'arbitro. E Filippo Nioi, come prevedibile, si porta a casa il match dopo un ottimo incontro. Si salutano con i rispettivi allenatori, Giuseppe Sionis della box San Nicola Ozieri e Filippo Nioi, che si porta a casa il suo match. Si salutano i due pugili. Noi sul festeggiamenti di Nioi ci lasciamo giusto per qualche istante prima dell'8º match della serata. È quasi tutto pronto per l'8º incontro della serata del Palabox di Cagliari, in questa grande serata di box per il primo torneo Boxing Club Cagliari. Questo è l'8º dei 10 incontri previsti questa sera, con Daniele Cornacchia all'angolo rosso del Boxing Club Cagliari, mentre all'angolo blu Matteo Moi dell'Associazione Sportiva Accademia Pugilistica Tortolì. Due pugili molto giovani, 18 anni Matteo Moi, 23 Daniele Cornacchia. Daniele Cornacchia con un record match di 7 incontri, 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, contro il match record di 3 di Matteo Moi, 2 sconfitte, 1 vittoria e 0 pareggi in questi ultimi incontri per lui. Categoria Elite 2, 69 kg, eccoli ai loro rispettivi angoli. Con l'inizio della prima ripresa i due pugili che si salutano. Prende il centro del ring proprio Cornacchia, con Moi in maglia e pantaloncini blu. Prova subito Moi.
Tiene la guardia bassa Cornacchia, molto mobile sulle gambe al centro del ring. Per adesso prova il primo attacco Moi. Prova lo scambio Cornacchia, tenuto abbastanza bene dal suo avversario. Adesso c'è il montante che probabilmente va a segno di Cornacchia con un richiamo dell'arbitro. Prova con il sinistro Cornacchia. Va Moi con l'iniziativa, poi c'è lo scambio con Cornacchia che va a segno. Poi ancora con il destro Cornacchia. Prova l'attacco Moi con Cornacchia che lo evita. Prova l'attacco Moi. Ultimi secondi del... Va adesso con il sinistro, ci prova Cornacchia. Finisce la prima ripresa tra i due pugili. La ripresa probabilmente in parità tra i due. Un po' più l'iniziativa di Cornacchia in alcuni frangenti di questo ottavo incontro della serata. Una serata che era iniziata con la vittoria di Francesco Pretta contro Luca Ruggiu per la categoria Yacht 56 kg. Poi la vittoria di Lorenzo Fais contro Marco Russo nel secondo incontro, che è proseguito poi con il pareggio tra Nicola Marras e Davide Allegrini, il terzo match della serata, che è proseguita poi con la vittoria di Matteo Virdis contro Michele Chessa per la categoria Elite 2 da 69 kg. Si riparte adesso con la seconda ripresa tra Daniele Cornacchia in completo rosso contro Matteo Moi dell'Accademia Pugilistica Tortolì in blu. Prova ad entrare con il sinistro Cornacchia. Prova ravvicinato tra i due. Prova con il jab sinistro Matteo Moi. Ancora una fase in cui i due pugili hanno grande attenzione. Adesso c'è il tentativo ravvicinato di Moi. Cornacchia evita l'avversario. Tiene Cornacchia l'avversario.
Ancora un richiamo dell'arbitro. Questo incontro abbastanza equilibrato tra i due pugili che adesso vede l'iniziativa di Cornacchia. Ancora ultimi secondi di questo secondo round tra Cornacchia e Moi. Finisce qui anche la seconda ripresa, questo ottavo incontro, categoria Elite 69 kg, con Daniele Cornacchia all'angolo rosso del Boxing Club Cagliari, che organizza questa serata. Per Cornacchia l'ultimo match del 31 luglio scorso, con la vittoria contro Davide Allegrini, che oggi nel torneo di stasera si è portato a casa un pareggio contro Nicola Marras. L'ultima sconfitta invece di Daniele Cornacchia è datata 31/10/2020 contro Daniele Masala, mentre per Matteo Moi l'ultimo match è stata proprio la vittoria contro Adriano Herring il 31 luglio scorso. Ultima e decisiva ripresa tra i due pugili nella categoria Elite 2 69 kg, con Cornacchia che prova a tenere lui l'iniziativa, molto mobile Moi per evitare lo scambio di Cornacchia. Poi c'è il richiamo da parte dell'arbitro. Prova lo scambio con Moi adesso. Si libera bene Cornacchia in uscita con il sinistro al corpo. E poi il destro di Cornacchia. Bel gancio destro di Cornacchia. Adesso Moi prova a lavorare al corpo. Tentativo di Cornacchia di prima non va a segno adesso il tentativo di Moi. Ancora Cornacchia prova, tiene comunque bene Moi questo attacco del suo avversario. Prova la distanza ravvicinata Moi. Entra con il sinistro Cornacchia. Ancora Cornacchia. Un richiamo ancora per Matteo Moi, con gli ultimi scampoli di questo match, con Moi che va a cercare il bersaglio. E finisce qua l'incontro numero 8 della serata, quello tra Daniele Cornacchia e Matteo Moi. Si andrà ancora al verdetto dei giudici
con Daniele Cornacchia che ha dato qualcosa in più. Sarà comunque un verdetto tutto da seguire dei giudici per i due pugili, Cornacchia del Boxing Club Cagliari e Moi dell'Accademia Pugilistica Tortolì. Ultime verifiche e poi il verdetto. Ecco i due pugili che si mettono al centro del quadrato con i giudici a decretare la parità nel match. Quindi finisce così in parità tra Daniele Cornacchia e Matteo Moi questo ottavo incontro. Quando si va verso gli ultimi due della serata, noi ci prendiamo ancora una brevissima pausa. Nono e penultimo incontro della serata del Palabox di Via dello Sport di Cagliari, con il primo torneo organizzato dal Boxing Club Cagliari per questa intensa serata di incontri, 10 quelli organizzati. Abbiamo appena finito di vedere il pareggio tra Daniele Cornacchia del Boxing Club Cagliari e Matteo Moi dell'associazione Tortolì, con Pugilistica Tortolì, con il pareggio tra i due. Adesso sono sul ring con nell'angolo rosso Simone Ma dell'associazione King George Box, con invece la tenuta blu all'angolo blu Marco Taormina dell'associazione pugilistica Caralis. I due si sfidano per la categoria Elite 269 kg, con Taormina in tenuta blu e Simone Ma in tenuta rossa, con la prima ripresa che si apre adesso con Simone Ma al centro del ring, lasciato adesso a Taormina, con i due che si studiano.
Prova Ma con il destro. Va con il sinistro, ma poi lavora al corpo. Prova a rilanciare Taormina in uscita con il sinistro. Prova con il sinistro ancora Simone Ma. Molta mobilità tra i due pugili. Adesso lo tiene un po' all'angolo Simone Ma con Taormina che prova a uscire. Ci riesce dalla pressione di Simone Ma. Va con il sinistro ma non entrano i colpi di Taormina che vanno a vuoto. Ancora Simone Ma a mantenere alta l'iniziativa, poi prova con il sinistro ancora Ma. Il montante tentato da Taormina. Questi ultimi secondi del primo round con il destro di Taormina. E poi Ma in uscita a provare a piazzare il suo destro. Finisce il primo round tra Marco Taormina, 31 anni, dell'associazione pugilistica Caralis, tenuta blu, 9 record match, gli ultimi 9 incontri di 4 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte per lui. Dall'altra parte Simone Ma della King George Box, 25 anni, record match degli ultimi incontri 11 con 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte per Simone Ma. Che adesso si prende le ultime direttive dai suoi allenatori, così come Marco Taormina. Adesso si ritorna al centro del ring. Con tenta con il jab sinistro Ma ancora, e poi entra con il sinistro Ma, che poi continua la sua azione d'attacco con Taormina che prova a liberarsi con il destro. Ha subito il colpo il 31enne della pugilistica Caralis. Gran sinistro che ha dato a segno di Simone Ma. Va ancora con il sinistro, il jab sinistro, ma risponde Taormina, prova a scuotersi dopo un avvio di round difficile. Ancora con il sinistro, ancora Simone Ma, 2 volte.
Prova il corpo ancora Simone Ma. Al destro ancora di Ma. Ancora col jab Ma. Prova a rispondere Taormina. Prende anche il sinistro di Ma, molto mobile sul ring. Il pugile della King George Box. Prova Taormina. Ancora con il destro Ma. Prova a rispondere Taormina con il destro. Finisce il round tra i due pugili, con Simone Ma che ha controllato gran parte di questo secondo round. Simone Ma l'ultimo incontro dello scorso 6 agosto con la sconfitta contro Marco Serrao, l'ultima vittoria il 31 luglio scorso contro Ignazio Melis, degli 3 pareggi tutti nel 2019 per il suo score di 11 incontri. Con Taormina l'ultimo match di luglio scorso, la sconfitta con Kevin Masala dopo la vittoria del 22 aprile contro Issam Gaidi. E Marco Taormina, 31enne della pugilistica Caralis, poi in difficoltà nel secondo round. Ora è l'ultimo, terzo ed ultimo di questo incontro con Simone Ma. Prova lo scambio destro-sinistro. Ancora Ma, destro a segno e poi con il montante, sempre Ma. Ora col destro Taormina. Sempre Ma a girare attorno all'avversario, sempre molto mobile il pugile del King George Box. Qua viene richiamato per aver abbassato troppo la spalla. Intanto Taormina prova a entrare nella guardia, poi Ma con il destro, poi Taormina con il sinistro. Destro di Ma. Buono lo scambio di Ma, ancora a segno. A Taormina con tentativo di mettere Ma all'angolo. Prova con il gancio, non va a segno però Taormina con il sinistro. Ultimi scambi di questo
incontro con Taormina, che adesso subisce il sinistro, prova a rispondere, ma finisce qui l'incontro tra Simone Ma e Marco Taormina. Tutto in mano ai giudici per decidere questo incontro, il penultimo di questa grande serata di box al Palabox di Cagliari, con gli altri incontri della serata. Dicevamo, dopo il pareggio tra Davide Allegrini e Nicola Marras, poi la vittoria di Matteo Virdis su Michele Chessa e la vittoria di Kevin Lowers contro Jonathan Rubino, un po' discussa dall'angolo del pugile del King George Box, con poi Giovanni Sanna a battere Andrea De Murtas per il quinto incontro, il sesto incontro, e poi Giuseppe Sionis ha perso contro Filippo Nioi. Simone Ma si porta a casa, eccolo qua il verdetto ai punti con i giudici, dare la vittoria a Simone Ma del King George Box, questo nono e penultimo incontro, con i due pugili che si salutano, con l'incontro che andrà a seguire e chiudere la serata con Luca Muresu e Giuseppe Bullitta. Noi ci fermiamo ancora per un'ultima volta. Siamo ritornati al Palabox per questo ultimo incontro della serata di questo primo torneo Boxing Club Cagliari, una grandissima serata di pugilato qui a Cagliari, una manifestazione organizzata e voluta dalla Boxing Club Cagliari per far rivivere a tutti quanti le emozioni di questo sport, con quest'ultimo incontro adesso tra Giuseppe Bullitta del Boxing Club Cagliari all'angolo rosso, mentre all'angolo blu Luca Muresu del Gymnasium Box Sassari, la categoria Elite 2 da 75 kg, a chiudere questa grande serata di box con i due pugili che vanno al centro del ring per il saluto prima dell'inizio di questo decimo e ultimo incontro della serata. Giuseppe Bullitta in tenuta rossa, Luca Muresu in blu, va subito a tentare il destro Bullitta. C'è l'intervento dell'arbitro su Muresu, intanto prova a tenerlo all'angolo con il tentativo di Bullitta. Bravo Muresu però a togliersi dall'angolo, anche andando a infastidire il suo avversario, che adesso prova a tenere l'iniziativa. Bullitta, poi il destro di Luca Muresu, prova con il sinistro Bullitta
Prova lo scambio ancora Muresu, che va ad uscire dall'angolo. Va con il destro Bullitta. Poi va a segno anche Muresu con destro-sinistro. Ancora Bullitta a segno. Due volte il tentativo di Bullitta. Ancora Bullitta con il destro. Gli chiedono più pressione dall'angolo per Bullitta, che poi va anche al corpo, e poi con il destro di Bullitta a chiudere questo primo round per il pugile del Boxing Club Cagliari contro Luca Muresu. Per lui le due vittorie del 2021, lo scorso luglio contro Claudio Sedda e a maggio contro Matteo Onni per il pugile della Gymnasium Box di Sassari, oggi nell'angolo blu. Questa serata con questo ultimo incontro del torneo va a chiudere la serata, seconda ripresa per i due pugili, Giuseppe Bullitta, tenuta rossa, e Luca Muresu in blu. A Muresu ancora col sinistro Muresu. Sinistro al corpo di Bullitta, che poi va anche con il destro due volte. Ancora Bullitta, esce dall'angolo Muresu, poi col sinistro, che però viene bloccato da Muresu. Ancora lo scambio di Bullitta. Al corpo e poi al volto Bullitta col destro. Il gancio di Bullitta che poi viene richiamato dall'arbitro. Prova l'iniziativa adesso Muresu. Ancora Bullitta con il destro, però Muresu entra con il destro a segno. Il destro di Muresu è andato a colpire Bullitta, che adesso prende anche il secondo destro. C'è il conteggio dell'arbitro. Bullitta bucata la sua guardia due volte da Luca Muresu. Tanto deve essere
risistemato il paradenti per Giuseppe Bullitta. Sembrava stesse controllando questo round, poi è venuto fuori Muresu con due colpi a segno sentiti dal suo avversario, che poi sta provando a restituire. Ancora il destro di Muresu che va a segno in uscita, prova Bullitta ad allontanare il suo avversario. Sempre con il gancio Muresu sul suo avversario. Bullitta chiamato dal suo angolo a scrollarsi di dosso. Una ripresa che va tutta per Luca Muresu. È entrato a segno almeno 3 volte con il gancio destro Luca Muresu del Gymnasium Box Sassari in questo ultimo incontro della serata. A chiudere questo primo torneo Boxing Club Cagliari, organizzato proprio dall'associazione cagliaritana. Una lunga serata di incontri, tante categorie. Dicevamo 20 pugili si sono sfidati stasera su 10 incontri, le 12 società partecipanti. Ed ecco la terza ed ultima ripresa dell'incontro e della serata, prima delle premiazioni che ci saranno a seguire. Ancora Bullitta a provare a recuperare i punti dopo problemi della seconda ripresa. Va Bullitta a segno. Va al corpo Bullitta, poi si scopre, ma non va a segno Muresu. Bullitta chiamato a recuperare, entra il montante di Muresu. Poi il destro ancora di Bullitta, a segno, poi prova con il sinistro, ancora Bullitta. Uno scambio che va a segno per il pugile del Boxing Club. Vuole portarsi a casa questo terzo round, poi con il destro Muresu. Testa bassa Bullitta nei suoi attacchi. Muresu prova ad allontanarsi, muoversi attorno al suo avversario, che poi non va a segno. Lo prova a tenere sull'angolo Bullitta, che però viene gettato indietro dal jab di Muresu. Ultimi scambi di questo match, con Bullitta che cerca di scardinare la guardia di Muresu, che si muove ora con il sinistro, ci prova ancora Bullitta, poi il destro di Muresu. Va con il destro ma non va a segno Bullitta. Ultimi 10 secondi dell'incontro, con Muresu che chiude attaccando Bullitta.
finisce qua con l'abbraccio dei due pugili. Si andrà a vedere se per i giudici alcuni scambi di Bullita sono riusciti a recuperare uno svantaggio che si era portato a casa dopo il secondo round con Muresu. Probabilmente si era portato via il secondo round. Adesso tutto in mano ai giudici a decidere il vincitore dell'incontro che chiude questa grande serata di box qui a Cagliari. Giuseppe Bullita, Boxing Club Cagliari contro Luca Muresu, Gymnasium Box Sassari. Questo ultimo incontro, il 10° della serata, categoria Elite 275 kg, con il verdetto che fra pochi istanti verrà decretato. Ai punti è Luca Muresu che si porta a casa il match, e allora si finisce con la vittoria del pugile della Gymnasium Box Sassari sulla Boxing Club Cagliari con Giuseppe Bullita, che adesso si scambiano il riconoscimento per questo match che va a chiudere la grande serata di pugilato che vi abbiamo fatto vivere in diretta qui su Diretta Sport con il primo torneo Boxing Club di Cagliari. Allora fra pochissimo ci sarà spazio anche per le premiazioni e noi vivremo in diretta e poi si seguiremo anche le voci dei protagonisti. Nel frattempo ci prendiamo una pausa prima delle premiazioni. E si chiude questa serata di grande box con le premiazioni proprio per la società che ha organizzato l'incontro di stasera, da Boxing Club Cagliari, con Nicola Marras adesso che va a prendersi il premio. Boxing Club Cagliari, Daniele Cornacchia, sempre Boxing Club Cagliari, sono i pugili della società che ha ospitato questo torneo. Eccolo, Daniele Cornacchia. L'altro pugile del Boxing Club Cagliari, Giuseppe Bullita, che è sconfitto stasera contro Luca Muresu, va a prendersi comunque la targa per la sua società, per l'organizzazione stasera. E poi Matteo Virdis, che ha vinto il suo incontro contro Michele Chessa, categoria Elite 2 da 69 kg. Eccolo Matteo Virdis che riceve anche lui la targa. Ed è proprio Matteo Virdis che viene premiato come il miglior atleta della serata. Va a ritirarsi il premio dopo aver vinto il suo incontro, che va a chiudere così questa grande serata. E allora da Cagliari, dal Palabox è tutto. Un saluto da Diretta Sport.